Alleluia. Vogliamo leggere nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 4, dal verso 12 fino al verso 16. Ebrei, capitolo 4, dal verso 12 fino al verso 16. Alleluia. Amen. Vi ringrazio per esservi alzati in piedi. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Amen. Ripeto, Ebrei capitolo 4, versetto 12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Amen. 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 Fin qui la lettura della parola del Signore. Versetto 12 che abbiamo letto descrive con meravigliosa maestria di chi ha scritto. Non si conosce lo scrittore, qualcuno dice l'Apostolo Paolo, però non è mai evidente il nome, quindi io non mi espongo. Qualcuno dice no, è l'Apostolo Paolo, io non mi espongo perché non è chiaro. L'Epistola agli Ebrei non dice chiaramente chi l'ha scritta, però siccome è presente nel canone biblico, io credo che l'autore sia lo Spirito Santo. O no? Amen. L'autore della parola di Dio è lo Spirito del Signore. Ogni scrittura è ispirata dallo Spirito Santo. Gloria a Dio. Lo scrittore descrive con una meravigliosa maestria, credo che quando si è guidati dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo dà quello che ci manca, vero? Amen. Amen. Alleluia. E dice così riguardo la parola di Dio, che voglio ricordare è il centro del culto. Amen. Un culto senza la parola di Dio non è culto. Gloria a Dio per i canti, bei canti, c'è un momento di lode, un momento di adorazione, gloria a Dio. Ma ci deve essere anche un momento nel quale ci rivolgiamo alla parola di Dio, o no? Amen. E quello è culto. Basta anche un versetto, non si può fare a meno della parola di Dio. Amen. È vero, Dio ci parla attraverso i canti, le testimonianze, ci esorta, gloria a Dio. Nella preghiera parla al nostro cuore, sì, ma la parola di Dio è vivente. Amen? Amen. Infatti la parola di Dio è vivente. Amen. La parola di Dio vive. Sapete chi è la parola di Dio vivente? È Gesù, la parola fatta carne. È la parola vivente. Cristo vive, amen? Alleluia, non lo vediamo, non è qui con i nostri occhi, ma è qui presente, sentiamo la sua presenza, vero? Alleluia, la parola che noi meditiamo, leggiamo è vivente, una parola viva ed efficace. Alleluia, produce sempre un effetto. Alleluia, addirittura lo scrittore dice più affilata di qualunque spada, a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito,
le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e pensieri del cuore. A volte ci sentiamo giudicati. A volte la parola che sentiamo predicare ci sembra sia un giudizio verso di noi. E non è un giudizio, è perché la parola svela ciò che tu tieni nascosto. Amen? E tante volte è così. Di fronte al peccato che noi teniamo dentro, nascosto, e sembra che nessuno sappia, sappi che c'è qualcuno che sa, che vede dove nessuno può vedere e riesce a vedere il tuo cuore. Ed è la parola vivente. Amen? Alleluia, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, cioè una spada a doppio taglio taglia quando entra e taglia quando esce, taglia, penetra. Gloria al Signore, amen? Riesce ad arrivare lì in profondità, nell'intimo dell'essere dell'uomo, dove nessun altro può arrivare. E quando tocca il nostro cuore, siamo chiamati a prendere una decisione. O no? Quando la parola del Signore è giunta al mio cuore, io ho preso la decisione giusta, gloria a Dio. Ho detto sì, amen. Ho detto sì alla parola vivente. Vivi in me. Alleluia, gloria a Dio. E ancora in questa sera c'è un invito che viene da parte del Signore. No, non viene da me questo invito, viene dal Signore. Accetta la parola vivente. Fa che questa parola penetri liberamente nel profondo del tuo cuore. E quando sentirai vibrare le corde del tuo cuore, prendi la decisione giusta. Alleluia, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, nessun altro può vedere i tuoi sentimenti. Nessun altro può capire il tuo pensiero. Nessun altro sa comprenderti, ma c'è qualcuno in questa sera che sa comprenderti. Il suo nome è Gesù, parola vivente. E lo scrittore dice: non c'è nessuna creatura, ma nessuno, non esiste proprio nessuno che possa nascondersi davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude, e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Tutti quanti dobbiamo rendere conto al Signore. E quando ascolterai questa parola, sappi che un giorno renderai conto a Dio per questa parola che tu hai ascoltato. Un giorno non potrai dire: non lo sapevo, nessuno mi ha detto, Signore, che tu sei Dio. Se lo avessi saputo prima, Signore, io avrei dato il mio cuore prima. E un giorno il Signore può dirti: ma quante volte i tuoi genitori ti hanno parlato della mia gloria, della mia grazia? E quante volte hai sentito predicare la mia parola in chiesa? Quante volte ti ho chiamato a prendere una decisione e tu non hai voluto? E un giorno non si potrà mai tornare indietro. Quello che è fatto è fatto. E nonostante l'amore che possiamo avere per le persone che amiamo, ognuno di noi deve rendere conto in modo personale a Dio. Amen. Così è scritto. Tutti quanti dobbiamo rendere conto. Amen? Amen. Alleluia. Vista così, sembra qualcosa di difficile. Ma Dio ci ha aiutati, ci aiuta. Ci ha dato qualcuno che ci dà una mano. Sapete chi è? È il suo figliuolo. Qui lo scrittore lo chiama sommo sacerdote. Abbiamo un sommo sacerdote. Sapete cosa fa il sacerdote? Intercede. Siccome da soli non si può arrivare a Dio,
Dio ha provveduto un sommo sacerdote, il suo figliolo Gesù. Alleluia. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia! Amen. Amen. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, perché questo grande sommo sacerdote non è venuto dalla terra, da seme corruttibile, è passato attraverso i cieli, è venuto dal cielo per noi, per aiutarci, per darci una mano, perché Dio vuole salvarci. E Dio vuole che tu ti salvi anche tu. Amen. Amen. Alleluia. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, e specifica Gesù, il figlio di Dio, Amen. stiamo fermi nella fede che professiamo. Abbi fede nella parola vivente. Questa parola che penetra nel tuo cuore, che svela i tuoi sentimenti e che non finisce lì, produce anche fede nel tuo cuore. Amen. Stai fermo nella fede, perché da solo non potrai mai salvarti. Chi salva è Gesù. Alleluia. Alleluia. Avendo dunque questo grande sommo sacerdote, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Dio ci conosce e sa che noi non siamo forti. C'è qualcuno che è forte in questa sera? I più forti cadono. Qualcuno che pensava di essere forte, Gesù stesso gli ha dimostrato che in realtà non è forte. Signore, io non permetterò mai che qualcuno... Pietro, guarda che tu mi rinnegherai per 3 volte. Io, Signore, tu ti senti forte? Scoprirai che sei molto debole. Fratelli, noi siamo deboli. Abbiamo bisogno di Gesù. E Dio sa che da soli non possiamo mai arrivare alla nostra salvezza. Per questo Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Alleluia! Allora, Dio sa le tue debolezze e le mie debolezze. E siccome Dio è venuto in forma umana e anche Lui è stato tentato come noi in ogni cosa, meglio di Lui nessuno può capirti. Mi sembra di capire che ogni tua tentazione che stai vivendo adesso l'ha già vissuta Gesù nella sua vita terrena. Io comprendo questo. Amen? Amen. Per questo quando ti rivolgi al Signore e chiedi perdono a Lui, Lui ti comprende. Sa che sei caduto, sei caduta per la tua debolezza. Ma ti stai rivolgendo a Lui con la fede che è nel tuo cuore. Amen? Amen. Alleluia! Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Amen? Amen. Noi cediamo. Gesù non ha mai ceduto. Non ha mai ceduto, Signore. È stato tentato in ogni cosa come noi, ma non ha mai ceduto. È facile dire, ma era Dio. Non dimentichiamo che era anche uomo. Provava come noi quello che noi proviamo adesso. Amen?
provava ogni cosa e ha subito quello che noi possiamo subire. Qualcuno è stato tradito. Sappi che Gesù è stato anche tradito. Qualcuno dice: ma non ho amici. Gesù, gli amici che aveva, un giorno l'hanno lasciato tutti soli. Gloria al Signore. Non c'è nessuna cosa che tu stai vivendo, qualcosa che è in te, che il Signore non possa comprendere. Non ha mai ceduto, Gesù non ha mai commesso peccato. Amen? Per questo ha potuto adempiere pienamente al compito per cui Dio lo ha mandato. È andato santo sulla croce. Il sangue che versava, che ha versato, sangue puro. La sua anima pura. Amen? Amen. Suo cuore puro, come uomo, non come Dio. Lui si è sacrificato come uomo. Lui è diventato come una pecora che è stata condotta al macello, al mattatoio. Amen? Amen. È stato umiliato, è stato offeso, è stato ferito, senza meritare nessuna di quelle cose. Ha solo fatto del bene, Signore. Sto parlando nella sua vita terrena. Non ha mai fatto male a nessuno. Amen. Amen. Alleluia. Per questi motivi, che non è un motivo da sottovalutare, possiamo accostarci con piena fiducia al trono della grazia di Dio. Sai perché possiamo accostarci con piena fiducia al trono della grazia di Dio? Perché Gesù vive e intercede per noi presso Dio. Amen. Io non ho il coraggio né l'ardire di andare a Dio per i miei meriti. Non posso. So di essere un misero peccatore. Ma andiamo a Dio nel nome di Gesù. Per i meriti di Gesù. E prego Dio con tutto il mio cuore: Signore, non guardarmi per quello che sono, guardami attraverso il tuo figliolo Gesù, che io ho accettato nella mia vita. Amen? Accostiamoci dunque con piena fiducia. È interessante cosa richiede, cosa ci consiglia la parola di Dio: piena fiducia. La fiducia può essere parziale, ma può essere anche piena. Dio merita piena fiducia. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Amen. Dio arriva sempre puntuale. Il momento giusto non è quello che dici tu, e neanche l'evidenza che tu ti accorgi razionalmente con la tua mente e con la tua emotività. Ora, Signore, ora ho bisogno, ora. No, non è ora. Hai bisogno, sì, ma ancora non è il momento. Può dire così il Signore? E c'è qualcuno che è in grado di contraddire il Signore? Signore, quando? Aspetta. Se è in ritardo, aspettalo. Ma per certo egli verrà. Devi avere fiducia che il Signore interverrà. A me? O no? Vi ricordate i discepoli sulla barca? Svegliati, non ti importa che stiamo morendo qua, stiamo affondando. Ma non ti importa che stiamo affondando? Oh, gente di poca fede. Come potete affondare se io sono qua?
Ma dico, ma cos'è che affonda? Gente di poca fede. Si alza e sgrida la tempesta. Oh, ma doveva morire così? Doveva morire annegato il Signore? O doveva morire in croce? Doveva morire in croce il Signore. E lì è dove doveva morire, non su quella barca. A me, capite cosa voglio dirvi? Noi a volte siamo condizionati troppo dalla realtà che viviamo. Vogliamo dire, Signore, fammi vedere oltre. Il mio bisogno, la paura che ho mi fa dire, ora Signore, ora. Ma tu sai quando è il momento opportuno, Signore. E tu intervieni sempre nel momento opportuno. Posso sfidare chiunque a testimoniare, a dire, il Signore è arrivato in ritardo nella mia vita. No, il Signore è arrivato sempre al momento opportuno, il momento giusto, proprio il momento esatto, al secondo esatto, quel momento particolare, fondamentale, Dio è arrivato nella mia vita e mi ha liberato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Come rispondiamo a questa parola? Amen. Non posso che dire Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo pregare il Signore.